Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. La domanda è semplice: bisogna averne paura oppure no? Bisogna considerarla come un'amica, una possibile alleata, o bisogna osservarla con rigidità, senza farsi sedurre? Nelle redazioni dei giornali di tutto il mondo, da qualche mese a questa parte, c'è una domanda insieme drammatica e stimolante che rimbalza da una porta all'altra degli uffici dei giornalisti. Quella domanda suona grosso modo così: ma l'intelligenza artificiale aiuterà il giornalismo a migliorare o aiuterà solo i giornalisti a trovare presto un altro lavoro, perché prima o poi saranno tutti sostituiti dalle macchine? Sono Claudio Cerasa, direttore del Foglio, e questa è La velocità del cambiamento, un podcast realizzato in esclusiva per Intesa San Paolo On Air. Una democrazia che funziona, lo sapete, ha giornali in grado di fare buona informazione. Per fare buona informazione fino ad oggi era necessario avere buoni giornalisti, ma se i giornalisti a poco verranno affiancati o in alcuni casi sostituiti dalle macchine, siamo sicuri che l'informazione potrà continuare a essere uno strumento a supporto delle nostre democrazie? Il tema è gustoso e spesso è importante, può essere utile provare ad affrontarlo seguendo due linee. Prima un quadro generale, poi una storia personale. Il quadro generale ce lo offre un sondaggio fatto alla fine del 2023 da una fondazione specializzata nel monitoraggio degli effetti dell'intelligenza artificiale. Si chiama Generating Change e ha stilato alcune statistiche sulla base di oltre 1300 colloqui. Da questi colloqui emerge che già l'85% delle redazioni attualmente sperimenta l'intelligenza artificiale. Il 75% lo fa per la raccolta delle notizie, il 90% lo fa per la produzione di notizie, l'80% lo fa per la distribuzione delle notizie. Molte redazioni già oggi stanno infine esplorando strumenti che automatizzano la trascrizione, che estraggono testo dalle immagini e che strutturano i dati dopo la loro raccolta. Le redazioni poi segnalano diversi modi di utilizzare l'intelligenza artificiale nella fase di produzione delle notizie, per esempio il riepilogo dei contenuti, la scrittura dei titoli, la produzione di newsletter mirate, la valutazione delle fonti e anche la narrazione visiva. Poi però c'è un problema di paletti. Come si fa a definire ciò che si può fare e ciò che non si può fare? La BBC, la più importante rete televisiva britannica, ha stilato un vademecum per fissare alcuni paletti necessari nel rapporto tra giornalismo e intelligenza artificiale. Per esempio, non bisogna mai minare la fiducia del pubblico, bisogna sempre essere trasparenti e responsabili, con un controllo umano, efficace ed informato. L'intelligenza artificiale generativa non deve essere utilizzata per creare direttamente i contenuti di notizie, a meno che non siano queste l'oggetto del contenuto e il suo utilizzo sia illustrativo. Esempi di utilizzo accettabili potrebbero includere la creazione di una voce sintetizzata per fornire contenuti basati su testo, senza cercare di replicare la voce di un altro individuo. I video e le immagini fisse di notizie, di attualità e di giornalismo fattuale non devono essere manipolati oltre un ritaglio minimo. La BBC sta già utilizzando l'intelligenza artificiale nei motori di personalizzazione e raccomandazione per curare alcuni contenuti per il pubblico su piattaforme come iPlayer e Sounds. Anche il Financial Times, uno dei quotidiani più famosi del mondo, ha rilasciato nel 2023 la sua prima funzionalità di intelligenza artificiale generativa per gli abbonati. Lo strumento consente agli utenti di porre qualche domanda e di ricevere anche delle risposte utilizzando i contenuti del Times pubblicati negli ultimi 2 decenni. Il caso più interessante da raccontare quando si parla di rapporto tra giornali e intelligenza artificiale è però quello del New York Times. Un caso molto interessante per 2 ragioni diverse. La prima ragione riguarda un dibattito che ha una sua centralità giuridica e culturale. Alla fine del 2023 il New York Times ha fatto causa a OpenAI
e a Microsoft accusandole di violazione del diritto d'autore per l'uso non autorizzato di milioni di suoi articoli per addestrare le loro chatbot, incluse ChatGPT e Copilot. Tesi del New York Times: non si può in nessun modo offrire gratuitamente a un utente di ChatGPT materiale coperto dal copyright senza pagare qualcosa a chi detiene i diritti sui contenuti. ChatGPT, come molti strumenti di intelligenza artificiale, quando risponde a una domanda attinge dalla rete. Quando attinge dalla rete, pesca dei siti informazioni più importanti. E se pesca informazioni da quei siti, può permettersi di farlo senza pagare qualcosa? La seconda ragione invece riguarda, a proposito di New York Times, l'impegno che il giornale più importante di New York e uno dei più importanti del mondo ha dedicato proprio al tema dell'intelligenza artificiale. Impegno, proprio così. A inizio del 2024 è stato assunto per esempio Zach Seward con il ruolo inedito e unico di direttore editoriale per le iniziative dell'intelligenza artificiale. E il New York Times lo ha fatto partendo da un'idea: prendere la questione di petto e imparare a gestire l'intelligenza artificiale per tirar fuori il meglio dalle nuove tecnologie. Seward ha spiegato che per raggiungere i propri obiettivi il Times avrebbe assunto un ingegnere di machine learning, poi un ingegnere del software, un designer, un paio di redattori per completare l'iniziativa della newsroom sull'intelligenza artificiale. I modelli di machine learning, ha detto Seward in un discorso che ha tenuto l'11 marzo 2024 ad Austin e che poi ha riadattato sul suo blog, possono essere estremamente utili per il giornalismo. Si tratta di abilità che l'occhio umano non è in grado di svolgere in modo altrettanto efficace e soprattutto rapido. E questo vale sia quando a volte si tratta di testo, di immagini, di fotografie e di una grande mole di dati. In alcune occasioni l'intelligenza artificiale riesce a identificare e classificare quello che si sta cercando. Un'occasione concreta in cui l'intelligenza artificiale è entrata nella newsroom del New York Times con forza è avvenuta dopo il 7 ottobre del 2023, dopo il massacro di ebrei in Israele avvenuto per mano di Hamas. Il New York Times voleva capire l'entità dei bombardamenti dell'esercito israeliano a Gaza e così, con degli strumenti legati all'intelligenza artificiale, sono state analizzate fotografie satellitari della striscia di Gaza alla ricerca di nuovi crateri. Poi manualmente sono stati selezionati quelli fasulli, quelli che sembravano crateri e in verità erano solo ombre, o quelli che risalivano a conflitti precedenti. Calcolando i diametri con il peso delle bombe, è stato possibile capire l'entità dell'operazione militare. In una conferenza tenuta qualche settimana dopo Austin, sempre Seward ha spiegato quali sono stati, in giro per il mondo, casi concreti di successo nel rapporto tra giornalismo e intelligenza artificiale. Il Wall Street Journal, per esempio, ha utilizzato l'intelligenza artificiale per identificare la presenza di cavi di piombo in scuole e altre aree pubbliche, sfruttando immagini di Google Street View. È così inventato un modello di apprendimento automatico addestrato per individuare alcuni cavi sensibili. Un altro esempio è quello di Quartz, che nel 2019, in collaborazione con il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi, ha ricevuto una vasta raccolta di documenti finanziari riguardando il paradiso fiscale dell'isola di Mauritius. 2 giornalisti di Quartz hanno sviluppato uno strumento basato sull'intelligenza artificiale per esplorare questi documenti. Il meccanismo ha permesso loro di individuare rapidamente dei passaggi rilevanti relativi alle elusioni fiscali, permettendo di individuare correlazioni e modelli altrimenti non così facilmente rivelabili. E da lì poi ne è nato uno scoop. Ma esistono altre storie interessanti quando si parla del rapporto tra giornalismo e intelligenza artificiale? Storie concrete, facilmente comprensibili? Naturalmente sì. Esistono storie davvero concrete di collaborazioni tra testate giornalistiche e intelligenza artificiale. Ne abbiamo selezionate per voi alcune. La prima storia, nonostante le polemiche, riguarda ancora il New York Times, che utilizza l'intelligenza artificiale per personalizzare le newsletter e anche per creare raccomandazioni di articoli per i lettori. E utilizza anche l'intelligenza artificiale per analizzare i dati di lettura, per suggerire contenuti pertinenti, migliorando il rapporto con gli abbonati.
Un secondo esempio è quello offerto dal Guardian, che ha sperimentato un chatbot basato sull'intelligenza artificiale con cui interagire proprio con i lettori durante gli eventi sportivi. Il chatbot fornisce aggiornamenti in tempo reale, risponde a domande e offre una nuova modalità di coinvolgimento del pubblico. Un terzo esempio è un sistema sviluppato da Reuters, si chiama Links Insight, aiuta i giornalisti a identificare tendenze e anomalie nei dati, suggerisce possibili storie basate su grandi set di dati, migliorando l'efficienza della redazione e consentendo una copertura più tempestiva di un fatto. Una quarta storia è quella offerta da Associated Press, che utilizza invece l'intelligenza artificiale per automatizzare la scrittura di articoli che riguardano prevalentemente le entrate trimestrali delle aziende. Questa automazione permette di pubblicare rapidamente notizie finanziarie accurate, liberando i giornalisti per compiti più analitici. Un'altra storia è quella del Washington Post, che ha sviluppato Heliograph, un bot di intelligenza artificiale che scrive brevi articoli e aggiornamenti su eventi sportivi ed elettorali. Heliograph, per capirci, ha coperto le Olimpiadi di Rio nel 2016 e anche le elezioni presidenziali americane del 2016, migliorando la velocità e la copertura di alcuni servizi giornalistici. Un altro esempio ancora molto interessante è quello di Bloomberg, che utilizza un sistema chiamato Cyborg che analizza rapidamente i documenti finanziari per scrivere articoli di news. Cyborg può elaborare migliaia di report finanziari e produrre notizie accurate in pochi secondi, migliorando anche qui la tempestività delle informazioni finanziarie. E ancora, esempio numero 7, ecco di nuovo il caso del BBC, che sta sviluppando il progetto Marconi, che utilizza l'intelligenza artificiale per gestire la distribuzione dei contenuti audio, analizzando le abitudini di ascolto per personalizzare i contenuti e migliorare l'esperienza degli utenti sulle piattaforme digitali. Obiettivo: produrre rapidamente testi, audio e codici con potenziali applicazioni interne come strumenti di supporto alla produzione di contenuti giornalistici. Quartz, ancora ne abbiamo parlato, esempio numero 8, ha creato poi invece un altro bot che si chiama Quartzy, che genera newsletter personalizzate basate sugli interessi dei lettori. E sempre Quartz usa l'intelligenza artificiale per analizzare le interazioni degli utenti e suggerire anche qui articoli e contenuti pertinenti. Il South China Morning Post utilizza invece l'intelligenza artificiale per tradurre articoli dall'inglese al cinese e anche viceversa, garantendo così una copertura più ampia e tempestiva delle notizie internazionali. Il Wall Street Journal infine utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare i dati degli abbonati e personalizzare così le offerte di abbonamento. L'intelligenza artificiale inoltre aiuta a prevedere quali lettori sono più propensi a rinnovare gli abbonamenti e suggerisce strategie di marketing mirate. Alcuni esperimenti vanno bene, altri invece finiscono spesso male quando si parla del rapporto tra giornalismo e intelligenza artificiale. Sports Illustrated, una famosa rivista americana creata nel 1954, alla fine del 2023 è finita al centro di un piccolo scandalo. Improvvisamente, tra le firme della rivista, nella versione online sono apparsi giornalisti di cui nessuno aveva mai sentito parlare. Le firme erano finte, ma anche i testi lo erano. Sports Illustrated si è giustificato dicendo di aver appaltato i contenuti a una società esterna per un determinato periodo, ma ha anche detto che quella società aveva assicurato che tutti gli articoli in questione fossero scritti ed editati da esseri umani. Frittata fatta. Altra storia simile è quella della holding Gannett, una holding che, oltre a USA Today, possiede centinaia di giornali locali e che all'inizio del 2024 ha introdotto nelle sue redazioni un programma che in maniera automatizzata estrae i punti chiave di uno scritto e aiuta nella stesura dei titoli, sottotitoli e occhielli. Questo strumento sarebbe in teoria un ausilio ai lettori per far capire loro se il contenuto di un articolo può effettivamente interessare. Pochi mesi dopo l'innovazione, la redazione del sito USA Today ha accusato Gannett di pubblicare articoli generati dall'intelligenza artificiale e firmati da autori falsi. Anche qua, come prima, tutto bloccato, frittata fatta. Nel 2022, un famoso sito specializzato in tecnologia, CNET, ha iniziato a pubblicare articoli scritti da un chatbot sotto lo pseudonimo CNET Morning Stuff. A gennaio 2023 un'inchiesta ha portato alla luce
la presenza di plagio ed errori grossolani all'interno di questi articoli. CNET ha interrotto l'esperimento, ma anche qui, frittata fatta. E dopo quel pasticcio, Wikipedia ha scelto di togliere CNET dalla pagina dedicata alle fonti affidabili. Vi avevamo poi annunciato una storia personale, utile per capire meglio di cosa stiamo parlando quando ragioniamo sul rapporto tra intelligenza artificiale e giornalismo. La storia personale riguarda un esperimento che abbiamo fatto sul Foglio, il giornale che dirigo, nel 2023. ChatGPT, il chatbot basato su intelligenza artificiale e apprendimento automatico, forse il più famoso al mondo, il chatbot, cioè che si è specializzato nella conversazione con un utente umano, era appena diventato accessibile a tutti in quel periodo. E sul giornale abbiamo fatto un azzardo. Abbiamo deciso ogni giorno di pubblicare un testo scritto con l'intelligenza artificiale e abbiamo chiesto ai nostri lettori di individuarlo. Alla fine della settimana i lettori in grado di individuare l'articolo scritto con questa tecnologia sarebbero stati sorteggiati e avrebbero vinto un abbonamento al Foglio e una magnifica bottiglia di champagne. L'esperimento è stato gustoso, ha funzionato ed è stato utile per 2 ragioni. In primo luogo ci ha permesso di capire quali articoli scritti dall'intelligenza naturale venivano scambiati per articoli scritti invece con l'intelligenza artificiale e ci ha portato a correggere lo stile di alcuni testi. L'intelligenza artificiale, quando scrive un articolo, ha la tendenza a essere molto schematica, poco creativa e tende a strutturare il testo per punti, primo punto, secondo punto, terzo punto e così via. Gli articoli scritti con questo stile li abbiamo naturalmente rivisti. Ma l'intelligenza artificiale ci ha offerto anche altri spunti di riflessione, ci ha fatto capire che gli articoli scritti con l'intelligenza naturale, che potrebbero essere sostituiti da quelli scritti con l'intelligenza artificiale, sono quelli standardizzati, sono quelli che si limitano a mettere insieme alcune notizie già note, quelle che sembrano contenuti già disponibili per tutti. Per il lavoro creativo, per le inchieste, per gli articoli scritti in punta di penna, per i contenuti unici, originali, speciali, non c'è invece un'intelligenza artificiale che tenga, almeno per il momento. Si diceva però che l'esperimento è stato importante anche per capire in che modo uno strumento come ChatGPT potrebbe essere utilizzato nella stesura di alcuni articoli. Lo abbiamo detto, l'intelligenza artificiale non è alleata della creatività, ma in condizioni di emergenza può aiutare a risolverti un problema con un po' di creatività. Dipende tutto dalla capacità dell'intelligenza umana di fare le domande giuste, di dare un taglio a un contenuto, di offrire la giusta direzione. Esempio, il giornale che deve andare in stampa alle 23, alle 22.55 magari si ritrova con una notizia che merita un commento. A quel punto si ha poco tempo per scrivere, ma si ha un'idea chiara in testa e si può così provare a chiedere all'intelligenza artificiale di scrivere un piccolo articolo che parta da notizie già note, ma che contenga l'indicazione che gli viene offerta dall'intelligenza naturale, cioè da una persona, cioè da un giornalista. Poi in pochi minuti si prende quell'articolo fatto dall'intelligenza artificiale, lo si sistema, lo si modella e se lo si ritiene adatto lo si pubblica. L'esperimento può essere utile per correggere noi stessi, per capire quando è che un articolo deve essere fatto in modo più creativo, originale, meno scontato, ma l'esperimento di cui abbiamo parlato, cioè il nostro tentativo di dare ai lettori alcuni articoli scritti con intelligenza artificiale, è stato utile anche perché ci ha permesso di capire che nella stesura di alcuni articoli l'intelligenza artificiale è competitiva solo quando l'intelligenza naturale lavora senza fantasia, con il pilota automatico. Una storia interessante per capire come l'arte della scrittura si può adattare all'arte dell'intelligenza artificiale è quella che arriva dal Giappone. Non riguarda il giornalismo, ma riguarda la scrittura e i libri. Una famosa scrittrice giapponese di nome Rai Kodan all'inizio del 2024 ha vinto uno dei premi letterari più prestigiosi del paese, il premio Akutagawa per la migliore opera di narrativa. Una volta ricevuto il premio, ecco il colpo di scena. La scrittrice ammette di aver ricevuto un aiuto da una fonte insolita per la creazione di un libro. Avete indovinato? ChatGPT. Nello specifico Kodan ha ammesso che circa il 5% del suo libro, che si chiama The Tokyo Tower of Sympathy, che è stato definito dai membri del comitato che l'hanno premiato come un libro praticamente impeccabile, è stato generato parola per parola dall'intelligenza artificiale. E ripetiamo, il 5%. La scelta fatta dalla scrittrice è interessante, lo è perché il romanzo in questione è incentrato sui dilemmi di un architetto incaricato di costruire una confortevole prigione a multipiani a Tokyo dove vengono riabilitati i trasgressori e nel romanzo stesso si presenta l'intelligenza artificiale come un tema, come usarla quando si lavora come architetti, ma la scelta fatta dalla scrittrice giapponese è importante anche perché
rappresenta qualcosa di insolito nell'ambito del rapporto tra scrittura naturale e scrittura artificiale. Coden ha detto che ha intenzione di continuare a trarre profitto dall'uso dell'intelligenza artificiale nella scrittura dei romanzi, lasciando che la sua creatività si esprima al massimo. Il suo lavoro si è sviluppato grosso modo così. Ha chiesto all'intelligenza artificiale di scrivere alcune pagine, ha usato quelle pagine come si fa con l'argilla, ha modellato l'argilla e ha trovato poi un modo per risparmiare tempo. L'autrice giapponese in verità non è il primo artista a generare polemiche utilizzando l'intelligenza artificiale. Nel 2023 il fotografo berlinese Boris Erdagsen si è ritirato dai Photographer Awards dopo aver rivelato che il suo progetto vincitore nella categoria foto creative era stato creato, pensate un po', utilizzando sempre la stessa tecnologia. Nello stesso anno Amnesty International ha impiegato alcune immagini generate dall'intelligenza artificiale per supportare le proprie battaglie per i diritti umani in Colombia, al fine di evidenziare, hanno detto, la brutalità della polizia colombiana. Polemiche ovviamente anche qui, ma la lezione che si può trarre da ciò che abbiamo messo insieme ragionando sul rapporto tra scrittura, giornalismo e intelligenza artificiale è che l'intelligenza artificiale può aiutare un giornalista a migliorare il suo lavoro in quei contesti in cui l'intelligenza artificiale viene utilizzata non per sostituire la creatività, ma per sostituire passaggi meccanici. L'intelligenza artificiale applicata al giornalismo è come un acceleratore. Mostra quali sono le figure più importanti su cui investire e mostra quali sono le figure che dovranno sempre più integrarsi con l'intelligenza artificiale, non per essere sostituiti, ma per essere sostenuti. Con l'intelligenza artificiale si può lavorare, si può scrivere, si può migliorare il giornalismo e in alcuni casi si possono anche chiedere spunti per un podcast. Vi ringrazio per averci ascoltato e vi do appuntamento al prossimo episodio della velocità del cambiamento, sempre su Intesa San Paolo On Air. Alla prossima puntata, grazie! Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.